una grande opportunità, infatti vi invitiamo il 19 aprile a Jesolo al Pala Rodari per la quarta edizione del Gran Premio di Danza ICS, perché è interessante e si inserisce a pieno titolo nelle nostre politiche. Da un lato la promozione dello sport come disciplina agonistica, professionistica, ma anche come infrastruttura sociale che permette di includere tutti, compresi i nostri ragazzi diversamente abili, con una formula molto intelligente perché non è prevista all'interno della manifestazione una differenziazione tra atleti professionisti e atleti diversamente abili, ma tutti stanno sullo stesso palco, tutti stanno sullo stesso piano e ognuno porta attraverso la danza le proprie emozioni e il proprio linguaggio. Quindi un evento da non perdere in una cornice di eccezione come Jesolo, una delle perle del nostro litorale, quindi ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere una bella giornata. Siamo al fianco dei comuni, addirittura aumentando il nostro sforzo rispetto al bilancio precedente. I comuni avranno a disposizione circa 3 milioni di euro quest'anno per realizzare tanti interventi anche di importo limitato che però spesso, penso ad adeguamenti dal punto di vista dell'antincendio, penso alla rimozione di alcune barriere architettoniche o semplicemente alla necessità ad esempio di rifare i parquet in tante palestre, in tanti palazzetti. Interventi che costerebbero poco ma spesso i piccoli comuni hanno delle difficoltà finanziarie molto grosse, quindi interveniamo per riattivare con un aiuto questi spazi che sono essenziali per la vita delle comunità, soprattutto per la parte più giovane della nostra società. ICS è un ente di promozione culturale, sociale e sportiva, riconosciuta dal CONI, riconosciuta dal Comitato Paralimpico e fa parte del Forum del Terzo Settore, riconosciuta dal Ministero delle Politiche Sociali come rete associativa. Quello che fa ICS è coadiuvare e sostenere le attività promosse dalle associazioni e a sua volta diventa rete, come in questo caso, in caso di questo evento, dove accomuna sia le istituzioni con le associazioni del territorio. Il Grand Prix non è un evento solo sportivo, ma è un progetto, cioè vuole un po' coniugare sia quello che è la danza sportiva, quindi lo sport, come crescita sociale, culturale e comunque per i ragazzi, i giovani, il benessere, ma soprattutto come inclusione per quanto riguarda la parte di condivisione con Special Olympics. Quello che è innovativo in questo evento è sicuramente la parte dell'impatto ambientale. Per la prima volta questo evento sportivo in Veneto ha una sostenibilità ambientale ESG, non a parole ma nei fatti, in quanto noi abbiamo previsto tutta una serie di cose, per esempio abbattere la presenza di bottiglie di plastica, quindi daremo a tutti i partecipanti una borraccia per evitare che ci sia la plastica. Quindi questa è una delle iniziative concrete per questo evento sotto l'aspetto di sostenibilità ambientale. Club Azzurro Danza è stato fondato dai miei genitori nel 1983. La visione innanzitutto della danza a 360 gradi, dell'inclusione da sempre e assolutamente per la possibilità di dare a tutti di frequentare corsi di danza, di frequentare competizioni di danza e eventi culturali di giusto impatto. Special Olympics è un movimento che usa lo sport come uno strumento per una crescita personale di persone con disabilità intellettiva. È un movimento sportivo educativo, nel senso che per noi è importante, prima ancora del risultato sportivo, che attraverso lo sport imparino queste persone ad essere autonome, a fare una vita piena, che possono effettivamente sfruttare tutto quello che può dare lo sport, quindi l'ambiente, lo stare insieme agli altri, il poter fare delle trasferte e così via.